A 5 giornate dalla conclusione del campionato di terza categoria non si muove foglia in vetta alla classifica, dove continua a troneggiare Atletico, Licata e Montallegro, seguite ad un punto dal Città di Ribera. Anche quest'ultimo turno ha registrato solo vittorie per le tre fuggitive, ma a sondare le prossime sfide di campionato, Montallegro e Città di Ribera sono quelle che avranno impegni più difficili. L'Atletico Licata, infatti, il match con l'Eraclea lo giocherà al cospetto del proprio pubblico e poi ci sarà la trasferta con il Città di Ribera. Stesse avversarie per il Montallegro, che dovrà vedersela prima con l'Eraclea e successivamente con il Città di Ribera. Intanto lo scorso turno la compagine ricatese del presidente Gaetano Profumo ha superato in derby i cugini del Città di Licata con un perentorio 2-0 con doppietta di Callea, a conclusione di una gara bella e vibrante. Anche il Montallegro ha vinto convintamente e a son di reti, ma adesso arrivano le gare che potrebbero decidere il salto di categoria. Ci crede tantissimo l'Atletico Licata di Fabrizio Grillo, che sta preparandosi a questo appuntamento con grande impegno. Il tecnico è l'esperto Alberto Licata, che in passato ha avuto esperienze in categorie superiori. Da non sottovalutare la vittoria esterna della Crea sul campo difficile come quello di Palma di Montechiaro contro il locale Social Palmeira.